Eder. Mech. Pallister. Benvenuti a un altro episodio del nostro canale dedicato ai misteri di Trieste. Anche oggi esploriamo uno dei casi più enigmatici e discussi degli ultimi anni in Italia. La scomparsa e la morte di Liliana Resinovic, un caso che ha catturato l'attenzione pubblica sin dal suo inizio e che, a distanza di anni, continua a sollevare più domande che risposte. Liliana Resinovic, una donna di 63 anni originaria di Trieste, scompare misteriosamente il 14 dicembre 2021. Il suo corpo senza vita viene ritrovato il 5 gennaio 2022, ma le circostanze della sua morte sono tutt'altro che chiare. Ci troviamo di fronte a un mistero che si infittisce, con indagini che si susseguono e che ruotano attorno a una seconda autopsia condotta dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. Questa nuova analisi potrebbe finalmente fornire risposte definitive alla domanda cruciale: si tratta di suicidio o di omicidio? Le indagini iniziali non sono riuscite a chiarire le cause della morte di Liliana, portando la procura a richiedere un'archiviazione che è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. La decisione del GIP ha riaperto il caso, spingendo a un ulteriore esame delle prove e a un nuovo vertice tra i consulenti coinvolti. Al centro delle nuove investigazioni vi è la determinazione del momento della morte di Liliana. È avvenuta lo stesso giorno della sua scomparsa o solo pochi giorni prima del ritrovamento del corpo? Questo dettaglio è di fondamentale importanza per comprendere cosa sia realmente accaduto. Uno degli aspetti più controversi è il ritrovamento del corpo di Liliana all'interno di due sacchi neri. Questa circostanza ha sollevato dubbi sulla teoria del suicidio, in quanto i sacchi potrebbero essere stati utilizzati per trasportare il corpo e nascondere tracce di un possibile delitto. Inoltre, non sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope nel corpo di Liliana, sostanze che sono spesso presenti nei suicidi commessi tramite asfissia con sacchetto. L'assenza di queste sostanze rende la teoria del suicidio ancora meno plausibile. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, è convinto che sua sorella non si sia suicidata e ha presentato una memoria dettagliata contenente diverse domande chiave, molte delle quali sono state accolte dal GIP. Tra queste, 7 punti cruciali sfidano apertamente l'ipotesi del suicidio. 1. Ritrovamento del cadavere nei sacchi neri. La presenza dei sacchi non è necessaria per un suicidio e potrebbe indicare un tentativo di occultamento. 2. Assenza di sostanze stupefacenti. La mancanza di droghe che potrebbero inibire l'istinto di sopravvivenza è inconsueta nei casi di suicidio per asfissia. 3. Posizione del corpo. Il cadavere era perfettamente composto su un lato, una posizione definita dormiente, che non si addice a un atto di suicidio. 4. Lesività diffusa. La presenza di lesioni non spiegate potrebbe suggerire una colluttazione o un'aggressione. 5. Assenza di patologie pregresse. Non vi erano condizioni mediche che potessero giustificare un suicidio. 6. Impronte digitali mancanti. Nessuna impronta di Liliana è stata trovata sui sacchetti, suggerendo che non li abbia maneggiati da sola. 7. Contenuto anomalo della borsa. Dentro la borsa è stata trovata una bottiglietta con un liquido non riconducibile a droga, senza impronte di Liliana. Il caso di Liliana Resinovic rimane un enigma aperto con molteplici interrogativi. La seconda autopsia e le indagini rinnovate potrebbero fornire finalmente delle risposte, ma al momento il caso continua a sollevare dubbi e inquietudini. Il destino di Liliana Resinovic è un intricato puzzle che richiede l'assemblaggio di ogni piccolo frammento di prova. Mentre il mistero si infittisce, ci troviamo a dover considerare diverse ipotesi, ognuna con le sue implicazioni terribili. Omicidio mascherato da suicidio. Questa è una delle ipotesi più inquietanti. Se Liliana è stata uccisa, l'assassino potrebbe aver tentato di inscenare un suicidio per sviare le indagini. Gli elementi che supportano questa teoria includono la disposizione del corpo, la mancanza di impronte e la presenza dei sacchi neri. Ogni dettaglio sembra suggerire che qualcuno abbia cercato di nascondere il crimine con astuzia. Suicidio con elementi sospetti. Un'altra ipotesi, sebbene meno probabile alla luce delle evidenze attuali, è che Liliana possa aver orchestrato il suo suicidio in modo insolito.
Tuttavia, la mancanza di sostanze psicotrope e le impronte digitali assenti sui sacchetti rendono questa teoria difficilmente sostenibile. Inoltre, l'assenza di un movente chiaro e di condizioni psicologiche che giustificherebbero un tale gesto rendono questa spiegazione insoddisfacente. Morte accidentale con tentativo di copertura. Un'altra possibilità è che Liliana sia morta accidentalmente e che qualcuno, per paura delle conseguenze, abbia cercato di nascondere il corpo. Questo scenario potrebbe spiegare la composizione cauta del corpo e l'uso dei sacchi neri. La seconda autopsia condotta dall'antropologa forense Cristina Cattaneo rappresenta un momento cruciale nelle indagini. La sua analisi dettagliata potrebbe fornire nuovi indizi su come e quando Liliana sia morta, e se vi siano segni di aggressione che la prima autopsia potrebbe aver trascurato. I risultati di questa autopsia potrebbero avvicinare la verità, facendo luce su un caso che ha lasciato molte domande senza risposta. Il fratello di Liliana e i suoi legali continuano a battersi per la verità, determinati a non lasciare che il caso venga archiviato senza una chiara risoluzione. La loro perseveranza ha portato alla riapertura delle indagini e all'attenzione continua della stampa e del pubblico. Il caso di Liliana Resinovic è un intricato enigma che sfida investigatori e esperti. Mentre ci avviciniamo a una possibile risoluzione, è essenziale mantenere la mente aperta a tutte le possibilità e continuare a investigare con rigore e dedizione. La verità, qualunque essa sia, merita di essere scoperta, per rendere giustizia a Liliana e portare pace a chi l'ha amata. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo caso e altri misteri risolti nel nostro prossimo episodio. Grazie per averci seguito anche oggi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.